Buongiorno, bentrovati ad Anteprima Corner, in onda oggi di martedì, considerato che il turno in maniera del tutto straordinaria quest'anno diciamo, ha coinvolto le squadre a tutti i livelli, a tutte le latitudini, in qualsiasi categoria, dalla vigilia di Pasqua, passando per Pasqua, arrivando fino a Pasquette. Allora noi andiamo con Anteprima Corner proprio di martedì. Buon pomeriggio ad Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio a voi, scelta assolutamente sconclusionata. Beh, insomma, certamente anche negli stadi si è vista insomma, che non è andato tutto, almeno che insomma, stiamo trattando poi di big match, quando si parla di big match va bene, però diciamo che la consuetudine voleva che si giocasse sabato prima di Pasqua e poi tutti a godersi insomma, un po' di festa, un po' di serenità, anche in famiglia, semplicemente un po' di serenità senza fare niente di particolare. Dovrebbe essere della gente il calcio. E in questo modo ma non mi sembra che sia così. Non lo è. Vabbè, comunque abbiamo chiuso subito, aperto e chiuso questa parentesi perché ce n'è un'altra da aprire molto più importante che riguarda... È dolorosa. È dolorosa, che riguarda il Catania. Un Catania che ha perso molte certezze, un Catania che è apparso un po' smarrito, ha perso l'imbattibilità casalinga alla Massimino e ha perso quella che era la forza difensiva di questa squadra in maniera particolare proprio tra le mura amiche. Ma di questo ne parleremo fra un istante, mentre già vediamo scorrere le immagini della partita con il Picerno, perché se dalla regia sono pronti vorrei mostrarvi quello che è stato diciamo, il programma, le gare giocate, il turno. Ormai siamo davvero alla fine, mancano appena 3 partite, dalla prossima in poi sarà prima il Crotone, poi il Catania avrà un'altra partita in casa con il Potenza e poi andrà con l'Atalanta Under 23 a Caravaggio in trasferta. Queste sono le ultime 3 partite della regular season, ma vediamo cosa è successo, così magari questo è il prossimo turno. Vediamo che cosa è successo invece ieri, le partite giocate della 35esima giornata, se possiamo mostrarle, altrimenti comunque eccolo qui. Questo è il quadro definitivo, fra le altre cose, che ha sancito anche il ritorno in Serie B del Benevento, che è andato a vincere sul campo della Salernitana. Le altre partite: Cosenza Foggia 1-0, Monopoli Trapani 1-1, Siracusa Atalanta Under 23 3-3, a Cava dei Tirreni la Casertana è passata 1-0, Giuliano Crotone 1-0, Crotone prossimo avversario del Catania, Sorrento Altamura 2-0, il Casarano ha regolato il Potenza per 2-1, il Catania si è fatto imporre il 2-1 dalla Picerno al Massimino, la prima volta quest'anno che il Catania cade in casa, Cerignola Latina 1-1, come detto Salernitana sconfitta dal Benevento 1-0 in casa per la vittoria diciamo, del campionato del Benevento che ampiamente annunciato dopo 3 anni in cadetteria. E vediamo allora la classifica, quella che ci restituisce questa giornata, la 35esima, il Benevento a 80 punti, è tornato di nuovo a più 12 sul Catania che ferma a 68, ma si deve guardare alle spalle. Cosenza 63, Casertana 62, Salernitana 60, poi Crotone 55, Cerignola 52, stessi punti del Monopoli, a 50 c'è il Casarano, a 44 il Potenza. L'Altamura apre la parte diciamo destra della classifica a 43 punti, Atalanta Under 23 39, 37 per il Sorrento, 36 la Cavese, stessi punti del Picerno e del Latina. A 34 invece c'è il Giuliano, 26 punti per il Foggia, staccate e ultime in classifica Siracusa 23, Trapani 23. Questa è la situazione davvero difficile delle altre 2 formazioni isolane. Ma parliamo del Catania, un Catania che ha deluso profondamente ieri. Ci si aspettava non solo un altro risultato, ma ci si aspettava un'altra partita. Angelo, siamo ad aprile, in genere in questo momento della stagione le squadre hanno delle certezze che si portano poi fino alla fine del campionato. Ad aprile il Catania queste certezze ancora non le ha trovate ed è un fatto molto grave perché arriva dopo un cambio tecnico, dopo 3 partite del nuovo allenatore, passi che la prima è stata troppo a ridosso rispetto all'avvicendamento in panchina, Casarano in casa. Passi che la seconda è stata archiviata comunque con un successo a Latina, dove ci sono state cose positive ma anche momenti di default. Non può assolutamente passare non tanto il risultato, che comunque è gravissimo, ma la prestazione, che ne dica Viali, la prestazione del Catania è stata scadente in relazione al valore dell'avversario.
Ricordiamoci che stiamo parlando di una squadra come quella del Picerno, impelagata nei bassi fondi della classifica, che in trasferta aveva avuto un rendimento più che deficitario e che arrivava a Catania senza il suo uomo migliore, probabilmente Canutè. Il Catania non è riuscito assolutamente a rientrare in partita dopo l'1-2 del Picerno, realizzato in condizioni assolutamente improponibili per quello che ha fatto vedere la difesa nella sua interezza, dalla palla persa da Miceli, dalla mancata marcatura di Carnelutti su Abreu, dal posizionamento della difesa su quest'altra situazione dove si consente a Bianchi, in mezzo a 7 maglie rossaazzurre, di calciare a rete con lo specchio della porta libero. Insomma, sono delle situazioni inconcepibili per una squadra che ambisce a una posizione importante in vista dei playoff, ma che, ripeto, nel contesto dei 95 minuti di ieri ha lasciato tantissimi dubbi, sia per le prestazioni individuali ma anche per proprio l'insieme da un punto di vista tattico. Una squadra lunga, una squadra che anche nel secondo tempo, quando il copione imponeva una situazione di dominio territoriale quantomeno, questo non lo abbiamo assolutamente scorto. Abbiamo solo visto un Picerno che con ordine e anche diciamo con un po' di esperienza è riuscita a spezzare il gioco, a rendere il Catania pressoché inoffensivo se non in sporadiche situazioni. La considerazione che faccio è che la cosa ancora più grave di questa sconfitta è che questo gruppo una partita del genere l'aveva già vissuta contro il Sorrento fuori casa. Ci sono tante analogie tra queste due partite. Il fatto che in quell'occasione abbiamo detto vabbè, prestazione oscena ma ci può stare un momento di blackout, imparerà la squadra da una situazione del genere, evidentemente non ha imparato nulla, perché io ritengo che la partita di ieri, la prestazione di ieri sia ancora peggiore rispetto a quella che abbiamo visto contro il Sorrento fuori casa. Quindi è evidente che c'è un limite proprio di carattere temperamentale di questa squadra che non so quale strumento possa eliminare in vista delle ultime 3 gare, dove il Catania ancora si gioca il secondo posto, perché non è un discorso assolutamente chiuso, ma poi deve affacciarsi sui playoff. Con quale abito non lo sappiamo, perché oggi, ripeto, la constatazione che facciamo è che ci sono tanti interrogativi e non si capisce quale possa essere la strada, chiave, la formula per eliminarli prima del rush finale. Allora, sentiamo Viali intanto nel dopo partita, le sue dichiarazioni, e poi magari facciamo un brevissimo commento, anche perché poi dobbiamo andare a chiudere questo nostro segmento. È chiaro che il risultato è negativo, volevamo al contrario fare una gran partita, cercare di fare una vittoria davanti ai nostri tifosi, quindi questo sicuramente sporca un pochino l'analisi a caldo, anche la mia chiaramente, perché dà fastidio perdere una partita casalinga davanti al nostro pubblico. Razionalmente devo dirti che forse per quanto riguarda lo sviluppo, la costruzione del gioco, probabilmente la migliore partita che abbiamo fatto, parlo soprattutto del primo tempo. La squadra oggi si è fatta un po' condizionare dopo il pari. Sono venuto qui per cercare di costruire qualcosa di diverso, per arrivare agli spareggi con grande convinzione, grande qualità. I ragazzi stanno lavorando molto bene, quindi sono assolutamente soddisfatto del lavoro che stiamo facendo. Insomma, questa ultima affermazione, soddisfatto dopo quel risultato, poteva anche evitare semplicemente l'affermazione, poi magari nel chiuso dello spogliatoio si potevano fare delle valutazioni se è una gara sufficiente per il Catania oppure no. Dichiarazioni assolutamente non condivisibili. Dico di più, io penso che lui sia rimasto sorpreso dal cambio modulo del Picerno, che aveva sempre giocato la difesa a 4, è venuto al Massimino e si è messo 3-5-2, memore il Picerno di quello che avevano fatto altre squadre che recentemente hanno affrontato il Catania al Massimino e che l'hanno imbrigliato: il Casarano, la Casertana, il Cerignola, tutte squadre che sono venute a giocare col 3-5-2
e che hanno messo il Catania in grande difficoltà. Quindi il Picerno ha letto preventivamente la possibilità di sfruttare questo tipo di atteggiamento di altre squadre, e secondo me Viali non si aspettava il Picerno 3-5-2 e onestamente è andato poi a rincorrere la partita. Ma anche perché insomma non è la prima volta che il Catania fa fatica con le squadre che giocano 3-5-2 e poi lasciare in mezzo al campo di fatto soltanto Di Tacchio, perché Di Noia non è un incontrista, non è uno che può recuperare tanti palloni, è un giocatore che insomma predilige diciamo, non da centrocampo a 2 a mio avviso, giocare il pallone. Poteva giocare a 3 in mezzo al campo con l'inserimento di Corbari, faccio un nome, oppure di Quaini, già le cose potevano andare. Ma lo poteva fare anche dopo 15-20 minuti, come pure, perdonami se vado lungo, a Latina giustamente Gherardi era stato sostituito a fine primo tempo per una prestazione assolutamente negativa. Non ho capito ieri il motivo per cui Carnielutti e Miceli sono rimasti in campo anche nel secondo tempo, e Catania di quando nel primo tempo, quando nel primo tempo sia Miceli che Carnielutti avevano manifestato chiaramente di non essere in giornata. Avevano avuto delle difficoltà. Allora, abbiamo parlato prima di Quaini, accennato soltanto, il top del match lo vediamo. Sì, è un po' una provocazione la nostra, perché è chiaro che in 15-20 minuti che ha fatto Alessandro Quaini non è che potesse in qualche modo trasformare la squadra, ma si è subito fatto sentire in fase di riconquista palla, che poi è il punto su cui ha battuto Viali nel post partita. Cioè non siamo stati capaci di fare una riconquista palla alta e quindi ci siamo andati gradualmente a schiacciare verso il basso, ma se tu hai uno specialista in recupero palla come Quaini e lo tieni in panchina è ovvio che poi non puoi rammaricarti a fine partita su una specificità che non ti ha dato risposte sul campo. Comunque Alessandro Quaini il suo mattoncino ieri lo ha messo, è chiaro che, ripeto, non ha potuto decidere nulla. Complessivamente sono 29 presenze in questa stagione, senza gol e senza assist. Complessivamente, quando veste la maglia rossa-azzurra, sono 105 presenze ed un gol, quindi comunque un giocatore che negli anni si è ritagliato un suo ruolo, un suo spazio. Grazie Alessandro, parleremo ancora, continueremo a parlare di Catania questa sera nel corso di Corner a partire dalle 20. Assolutamente sì. 45. Abbiamo anche dei contributi in chiave grafica che fotografano ancora meglio quella che è la situazione delicata che sta attraversando il Catania. Bene, grazie Alessandro. Grazie a voi. Ci fermiamo almeno per il momento, una brevissima pausa e poi collegamento con Palermo, perché la squadra di Inzaghi continua a credere nella promozione diretta nella massima serie, ma resta però a meno 4 dal secondo posto, ed è lì che adesso cercheremo di dare delle risposte, quali sono le difficoltà, e c'è un big match da affrontare venerdì contro il Frosinone. A dopo. È il momento di parlare adesso del Palermo, perché andiamo da Marco Gullà. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Angelo. Allora Marco, il Palermo ha dato seguito alla vittoria che aveva avuto, che aveva centrato prima della sosta. Adesso però, per provare a continuare in qualche modo ad accarezzare, a inseguire questo sogno della promozione diretta, serve qualche sforzo in più. Serve ad esempio fare benissimo venerdì sera contro il Frosinone. Siamo arrivati al classico bivio del campionato. Se davvero il Palermo vuole fare una sterzata concreta, netta verso questo sogno della promozione diretta, venerdì ha l'occasione giusta appunto per farlo, perché comunque sfiderà il Frosinone che continua ad avere un trend abbastanza positivo. Ha perso soltanto 3 volte, pensate, in questo campionato, e 2 con il Venezia, sia all'andata che al ritorno. Quindi è una squadra rivelazione, ma una squadra solida.
che mantiene questi 4 punti di vantaggio proprio sul Palermo a distanza di 5 giornate dalla fine. Inzaghi lo aveva detto, sono 6 finali e sono 6 partite da vincere. La prima l'ha vinta il Palermo, perché comunque al di là delle difficoltà che ci sono state comunque anche nella gara contro gli Irpini, perché insomma in Serie B ci sono sempre delle difficoltà anche se giochi con l'ultima in classifica, il Palermo comunque l'ha portata a casa con i gol di Palumba e Ranocchia, ma adesso insomma deve fare ancora di più, perché fino adesso il Palermo ha fatto uno straordinario campionato, se non ci fossero queste anomalie insomma di Venezia, Monza e Frosinone che stanno avendo un trend incredibile, il Palermo sarebbe quantomeno secondo in un altro campionato, in un altro anno. E invece si ritrova quarto, e allora se sta fino a questo momento facendo un campionato straordinario non basta, deve fare un campionato eccellente. Eccellente significa quindi andare a vincere a Frosinone, poi battere il Cesena in casa e fare il risultato ovviamente nelle altre le ultime restanti 3 gare, quindi è un'impresa, però se vuole davvero coronare il sogno della Serie A diretta non può fare altrimenti, perché comunque il Frosinone le vince tutte, il Venezia le sta vincendo tutte, il Monza magari pareggia ma però alla prossima vince, quindi deve per forza necessariamente andare a fare il risultato pieno venerdì allo Stirpe contro il Frosinone, un campo che non è assolutamente amico al Palermo. Ricordiamo tutti la finale playoff con quei famosi palloni in campo, questa volta non è una finale playoff, è una finalina, perché comunque anche se il Palermo riuscisse a fare il risultato, a vincere, sarebbe sempre in ritardo di un punto nei confronti del Frosinone, avrebbe certo sarebbe in vantaggio sugli scontri diretti, però sarebbe sempre in ritardo di un punto, quindi il Frosinone sarebbe sempre padrone del suo destino, quindi deve necessariamente intanto vincere venerdì, e non è sicuramente facile, e poi continuare su questa scia. Io direi di sentire appena una blick dell'intervista di Inzaghi sulla partita proprio del Frosinone. Queste sono partite importanti, però noi insomma, come dicevo prima, nelle ultime 21 abbiamo fatto 19 risultati utili e abbiamo dimostrato che siamo forti, che ce la giochiamo con tutti, per cui andremo a fare la nostra partita e poi vedremo quello che dirà il campo. Insomma, Inzaghi è abbastanza sereno, perché se nelle ultime 21 partite ha fatto risultato su 19, mi pare di poter dire che la squadra ha avuto anche tantissima continuità. Forse è mancato al Palermo il fatto che negli scontri diretti spesso non è riuscito a centrare, diciamo, a dare la stoccata vincente. Hai detto bene, sì, Palermo ha questa lacuna, questo tallone d'Achille, questo difetto di fabbrica. Negli scontri diretti con le prime 8 non ha praticamente mai vinto, qualche pareggio ma non ha mai vinto, quindi sicuramente la gara di Frosinone diventa anche insidiosa per questo altro elemento. Palermo, quando ha dovuto affrontare una big del campionato, insomma non ha vinto, è successo col Monza, col Venezia, col Frosinone, con la Juve Stabia, che è lì, con tutte le squadre della parte sinistra della classifica. Però adesso insomma deve crescere, se vuole diventare grande a tutti gli effetti deve fare un risultato pieno, e lo deve fare ovviamente anche con la consapevolezza che il Frosinone, come dicevo poc'anzi, ha perso soltanto 3 volte in questo campionato ed è una squadra molto temibile in casa. Certo, ha avuto pure una bella dose di fortuna, perché insomma il Frosinone anche nella gara contro il Padova ha avuto un gol regalato, stessa cosa era successa anche con Masiello 2 settimane fa, insomma il Frosinone ha avuto anche una bella dose di fortuna, però è ovvio che è una squadra coriacea, è una squadra che gioca a calcio, è una squadra che ha degli elementi che possono risolverti la partita in qualsiasi momento, Raimondo, il Giorgiano, giocatori che sono sicuramente di qualità e che stanno in questo momento trascinando una squadra che, pensate, l'anno scorso doveva fare i play-out per non andare in Serie C e che invece adesso si ritrova praticamente a 2 passi invece dalla Serie A. È davvero strano il calcio. Il Palermo ci arriva anche con le buone notizie che arrivano dall'infermeria. Ioronen è recuperato, in teoria non c'è nessuna lesione nonostante l'infortunio che lo ha costretto a uscire anzitempo dalla gara contro l'Avellino. Dovrebbe appunto farcela per la gara contro il Frosinone, ma comunque è già preallertato Gomissi, che sicuramente non è un dilettante.
e poi Palumbo meglio, sta pure lui bene, così come Bani, e insomma Palermo e soprattutto Inzaghi recupera tutta la rosa, anche Rui Modesto che ha scontato il turno di squalifica, però ormai ancora è prematuro parlare di formazione, anche se siamo a martedì e la partita si giocherà venerdì, però verosimilmente Inzaghi ha quei 13 titolari che schiera settimana dopo settimana, quindi non credo che andrà a cambiare assetto tattico e uomini per una partita così importante. Prima di salutarci, vediamo la classifica. Non ci sarà Jonsen, scusate, sì. non ci sarà Jonsen, che ne avrà almeno per altre 2 o 3 gare. Bene, vediamo la classifica, così magari fotografiamo qual è la situazione attuale del Palermo. Il Venezia 70, c'è forse qualche problema perché Frosinone non può avere più punti chiaramente del Venezia, comunque il Palermo è a 64 punti, di conseguenza. È vero che ha aiutato. Certo, vabbè, comunque un problema... che, insomma, alcuni difensori lo hanno aiutato il Frosinone, vedi il gol contro il Padova, però dare dei punti in più in classifica. non esageriamo, va bene, d'accordo. Grazie allora a Marco Gullà che ci racconterà, intanto lo sta già facendo, l'avvicinamento del Palermo alla partita di venerdì contro il Frosinone e poi quello che succederà nel corso della gara durante i nostri telegiornali. Grazie Marco, buon lavoro. Grazie a voi. Ci fermiamo ancora e poi torneremo a occuparci di Lega Pro con collegamenti da Trapani e da Siracusa. A fra pochissimo. Rieccoci in studio per Anteprima Corner. Come anticipato è il momento di parlare ancora di Lega Pro, parliamo di Trapani e di Siracusa, vanno a braccetto in classifica, ahimè però sono appaiate all'ultimo posto, difficile dire in questo momento chi sta peggio delle due squadre, però possiamo dire una cosa, che entrambe sul campo, perché poi tutte le vicende sono legate a guai societari, sul campo queste squadre cercano di fare di tutto e anche di più. Vado da Franco Cammarasano intanto. Buon pomeriggio Franco, perché buon pomeriggio. A Monopoli il Trapani ha centrato credo il punto numero 48 della stagione, cioè sarebbe davvero lontanissimo da questa posizione in cui si trova, ma le penalizzazioni che sono scattate per problemi 25 esatto. Sono pesantissimi. Pesantissimi, peraltro la gara di Monopoli rappresentava una sorta di ultima spiaggia per il Trapani, l'obiettivo era vincere a Monopoli e magari ridurre da 11 a 8 il distacco dalla 19ª posizione, quella del Picerno, in modo tale di alimentare ancora le speranze di evitare la retrocessione diretta e di partecipare ai play-out. Così non è stato, perché questo distacco è aumentato a 13, in quanto non ha vinto a Monopoli, la Z Picerno addirittura ha vinto a Catania e quindi questo distacco è ulteriormente aumentato. Devo dire però che almeno nel primo tempo a Monopoli si è visto forse il miglior Trapani degli ultimi tempi, salvo poi nella ripresa un pochino tirare il remi in barca, non so, per un problema psicologico, e probabilmente lo è, o un problema atletico, ma probabilmente il timore di non farcela, e poi alla fine ha subito il gol del pari che ha rovinato una partita che tutto sommato era iniziata con il Trapani in vantaggio, con il gol del giovane Knezovic, e tutto lasciava ben sperare, ripeto, in un risultato positivo. Così non è stato, adesso chiaramente arriva la Salernitana ed è quanto dire al provinciale. Sì, sentiamo cosa ha detto intanto Aronica nel post partita. Aronica dopo, sì. Perfetto. Abbiamo vissuto una stagione tormentata sotto i profili di deferimenti, penalizzazioni e tutto, però non abbiamo mai cercato alibi, non ho dato mai alibi alla squadra, ragazzi, perché siamo qui nel mio DNA mollare o buttare alle ortiche tutto quello che è stato fatto, una squadra che ha fatto 48 punti nonostante tutte le difficoltà, e quindi abbiamo il dovere, abbiamo l'idea di lottare queste ultime 3 partite, di collezionare più punti possibili. Ripeto, non molliamo, noi ragazzi lo sanno, non lesiniamo energie, già da martedì ci prepariamo per la gara casalinga contro la Salernitana, difficilissima, però abbiamo il dovere, abbiamo la voglia e l'entusiasmo di chiudere questo campionato delle ultime 3 gare cercando di fare più punti possibili.
Allora, è un combattivo e lo dimostra in questa intervista Sì. ovviamente Salvatore Aronica. Meno di un minuto, Franco, per dirmi adesso diciamo bisogna guardare soprattutto a quello che succede sul campo. Mancano 3 partite. Intanto vincere quanto è più possibile Certo. e poi sperare, perché ancora ci sono dei ricorsi della società nei confronti di alcune di queste penalizzazioni che attendono una risposta. Visti i precedenti, mi sembra difficile che il Trapani possa avere ragione e quindi possa aver decurtato qualche punto di penalizzazione. Comunque vada, tra l'altro in previsione della gara di domenica con la Salernitana, la società ha fissato in 5 euro il prezzo della curva, 8 euro in gradinata e 10 euro in tribuna. Arriva la Salernitana che come sappiamo attualmente è un momento particolare, doveva riscattare la sconfitta di Potenza contro il Benevento, così non è stato, ha perso in casa, ci sono polemiche soprattutto ieri ma anche stamattina a Salerno, vogliono la testa di Faggiana del direttore sportivo o il ritorno addirittura in panchina di Raffaele. Intanto in panchina domenica ci sarà Serse Cosmi che a Trapani è un grande personaggio perché è Ha il fatto tecnico qualcosa che di portò praticamente importante. il Trapani, Ha fatto qualcosa ha di portato il Trapani a importante, un punto, infatti. dalla Serie A. Grazie Franco, ci fermiamo qui, grazie, buon lavoro, ci racconterai del Buon Trapani pomeriggio. durante la settimana nei nostri telegiornali. Adesso andiamo a Siracusa. Allora, Marco Petrolito, e là la situazione è complicata anche perché Trapani vive un momento difficile, drammatico, ma anche Siracusa non sta benissimo, è saltata fra l'altro quella che doveva essere una trattativa per il passaggio di proprietà del club. Sì, Angelo, buon pomeriggio a tutti voi. Come dicevi, il pareggio spettacolare con l'Atalanta Under 23 caratterizzato dalla splendida doppietta di Di Paolo, ma anche le vittorie, come abbiamo visto, di Giuliano e Picerno complicano non poco quelli che sono i piani del Siracusa di poter chiudere la stagione con un piazzamento in chiave play-out. Gli azzurri, dopo la grande chance sprecata sabato al De Simone, vedono ridursi notevolmente le speranze quasi al lumicino. Adesso sono chiamati a vincere a Foggia in uno scontro diretto più che mai disperato per poter giocarsela poi con Cavese e Trapani nelle ultime 2 giornate. Ecco, un'impresa che appare durissima in considerazione anche del fatto che proprio Picerno e Giuliano, le possibili avversarie agli spareggi, sempre se Siracusa riuscisse ad arrivare penultimo o terzultimo, sono rispettivamente a 13 e 11 punti di vantaggio dei Leoni. Dunque la squadra di Turati, senza la penalizzazione, lo ricordiamo, come avevi detto anche tu prima, sarebbe vicinissima alla salvezza, ma invece per evitare la retrocessione diretta deve necessariamente chiudere la regular season. Hanno più di 8 punti di distacco dalle squadre che ho citato prima, dunque ecco, la situazione non è particolarmente felice sul campo, anche fuori dal campo, in attesa delle scadenze di metà aprile. Dopo la fumata nera negata al fallimento della trattativa per la cessione societaria, si guarda verso altri probabili scenari, anche se naturalmente una possibile retrocessione e i procedimenti giudiziari che sono tuttora in corso renderebbero il passaggio di proprietà alla luce dei debiti esistenti, delle attuali difficoltà economiche, ancora più improbabile e difficile da portare a termine. Dunque vedremo quello che succederà. Intanto, così come per il Trapani, anche il Siracusa è chiamato a fare il risultato le ultime 3 partite, sono tutti degli scontri diretti di vitale importanza e poi insomma si faranno le valutazioni e si vedrà anche quello che sarà il futuro societario. Angelo, senti, prima di salutarci non posso non chiederti, la piazza abbiamo visto insomma in ogni caso è vicina alla squadra, ma indubbiamente vive male questo grande momento di difficoltà. sì, la piazza è vicinissima alla squadra, l'ha sempre sostenuta per tutta la stagione, però è normale che ci si attendeva che la trattativa per la cessione della società potesse quantomeno andare in porto prima della fine del campionato, cosa che invece non è avvenuta. I malumori dunque sono dilaganti, si spera che questa cordata che si è tirata indietro dopo la scadenza del 31 marzo possa comunque farsi avanti anche in caso di retrocessione, ecco, perché sarebbe il male minore perdere la categoria. Evitare il fallimento rimane, diciamo, la principale motivazione a cui tutti guardano, però è normale che, non essendoci garanzie in tal senso da parte della presidenza di Alessandro Ricci, tutto rimane un po' campato in aria e non si può stare che ad attendere, ecco, quelli che saranno i prossimi sviluppi. Bene, grazie anche a Marco Petrolito per queste importanti informazioni che ci arrivano da Siracusa. Anche tu chiaramente ci racconterai cosa succede sul campo proprio per il Siracusa durante i nostri telegiornali. Grazie ancora
Marco, Grazie a te, buon pomeriggio. Grazie, noi ci fermiamo qui per Anteprima Corner di questo martedì 7 aprile. Torniamo comunque alle 20:45 su Telecolor, come sempre, per approfondire le vicende legate a Catania, al bruttissimo scivolone ieri interno contro il Picerno, che ha segnato anche la fine della imbattibilità stagionale al Massimino per la formazione rosso-azzurra, e di questo e di altro parleremo dunque con lo studio, con gli ospiti che saranno e che animeranno la puntata di oggi di Corner. Mi fermo qui, grazie a tutti, buon pomeriggio e auguro a tutti chiaramente un buon proseguimento con i nostri programmi.